Lo scorso 28 maggio una grossa tartaruga caretta caretta ha deposto le sue uova nel nido Caeso a Realmonte. Tutta l'operazione di deposizione delle uova è stata filmata da Mare Amico, che poi ha chiesto e ottenuto la collaborazione del personale del WWF Italia che gestisce la riserva di Torre Salsa a Siculiana. Il giorno dopo l'evento in spiaggia è arrivato il personale dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo per prelevare le sabbie, analizzare le acque del mare prospiciente e registrare la temperatura delle stesse. Ieri nella spiaggia è venuta la dottoressa Buscarino del CNR e il professore Arculeo dell'Università di Palermo del Dipartimento Strategie della Biodiversità, autorizzati dal Ministero dell'Ambiente al monitoraggio dei nidi di tartaruga caretta caretta per la Sicilia meridionale, che hanno collocato sotto la sabbia, nella vicinanza dello stesso, un rilevatore acustico e un rilevatore termico. Questi strumenti serviranno a monitorare il nido e potranno registrare il rumore delle tartarughine quando romperanno i gusci delle uova che li contengono. Al nido Caeso della Marina di Realmonte è stata posizionata anche una telecamera di sorveglianza che sta registrando tutto quello che accade intorno al nido, e sin dal mese di luglio trasmetteremo online le immagini. Questo permetterà agli utenti internet del mondo di monitorare il nido, seguire la schiusa delle uova che è prevista nella seconda metà del mese di luglio.